amiche, cari amici, buongiorno da Andrea e da domenica 9 agosto, che barba! Sì, siamo ancora qui nonostante tutto, nonostante molte persone siano già partite per le vacanze. Allora noi dobbiamo proprio per questo, stimolando anche l'informazione, farci intanto una rasatura fresca in un'estate che si prolunga oltre le aspettative a temperature veramente impressionanti. Scusate il ciuffo dell'amico Giacomo Sardella che mi sta curando la couture. Via, andiamo a bagnare il viso. Certo, sono ore insolite la domenica qua e sono quasi le ore 13 e probabilmente siete già attovagliati. Qua stiamo per finire la Proraso rosso, aloe e vitamina E, no, olio di sandalo e burro di karité, confondo sempre col tubo della Proraso. Scusate il refuso, non verranno apposte correzioni come tutti i miei video che vengono mandati in onda e non vengono tagliati se non in minima parte quando mi bagno il viso fra il secondo e il terzo passaggio, per evitare questi sciabordi da lavandino. Il primo lo lascio perché almeno riuscite a leggere un po' gli highlights di quello che è successo in questa settimana dove dal mondo arrivano notizie sul caldo, si cerca con le temperature alte di mascherare la realtà che è terribile. Ci sono stati dei fatti orrendi l'altra settimana a Ceuta, l'enclave, anzi l'esclave spagnola, ne abbiamo parlato, 60.000 persone sono passate dal Marocco a questa città spagnola col benestare dello Stato marocchino che l'ha fatta pagare probabilmente a Pedro Sánchez nelle sue scelte politiche dei rapporti fra Marocco e Algeria, e quindi si teme che la prossima settimana, forse a Ferragosto, arriverà un altro mega esodo. Andando subito al punto, c'è il rischio che ci sia del terrorismo instaurato dentro questo genere di attività, di questi disperati che giungono in questa cittadina con i varchi aperti. Ma andiamo oltre, speriamo che non ci siano altri morti, perché sono morti una quindicina di persone una settimana fa in questo caso. Voi come state? Vi spero bene. Lasciamo che il Proraso prepara una barba lunga, fatta malfatta, giovedì mattina con un rasoio di quelli uso casa, uso fuori casa, scusate, quindi rasoiacci in plastica, e andiamo a vedere con cosa oggi ci prepareremo la rasatura. E abbiamo una quasi fine, scusate lo prendo di qua, P671 V for Vendetta, eccoli qua, i signori di Cheonfushing a Torino, questo Anonymous con queste ali rosse in questa giornata calda è un po' luciferino come prodotto, ci andrebbe qualcosa di più floreale, di più fresco, di più estivo. Sono indietro con la ricerca del prodotto giusto. Questo prodotto contiene, è un triplo vegetale e calamina, quindi è un sapone veg, possiamo dire. Andiamo a pescare dalla nostra Uppercut Deluxe infrangibile ciotola da viaggio il nostro pennello in puro tasso Omega 100%. Queste tre sfumature dal chiaro allo scuro al di nuovo chiaro fanno sì che questo pennello dia una carezza al vostro viso. Vogliatevi bene, strizziamolo non troppo e andiamo subito a prendere, vedete ne rimane proprio poco, qua siamo agli sgoccioli. Io sapete che mi dilungo con i prodotti, non li butto via perché mi annoio, non li vendo, li tengo, li uso. È un rasoio che mi è pervenuto dall'amico Vincenzo Pitrelli, che saluto a Parigi e che mi auguro sia anche un po' in vacanza, un dono di alcuni anni fa, e quindi come vedete bisogna valorizzare ciò che si ha, soprattutto in tempi come questo. L'atmosfera in casa è raffrescata da una batteria di ventilatori che pescano da una stanza raffreddata con un pinguino e con dei canali virtuosi attraverso il corridoio giungono fino in bagno, permettendomi di farmi la barba senza grondare, senza sudare troppo. E andiamo a pescare ancora un po' di sapone. Io direi che questo spiattellato perde un po' il nervo come tutti i pennelli di tasso, ma noi aggiungiamo ancora un po' d'acqua e continuiamo ad operarlo, e certamente non va spressato, non va stressato il pennello, ma quando perde nervo andrebbe sostituito. Questo pennello ha almeno 6-7 anni, usato alternativamente con gli altri 6 pennelli che ho, 6 o 7, e chiaramente non ha avuto un grande uso e chiaramente lo voglio usare ancora. E quindi oggi ci faremo una rasatura che vuole essere anche riflessiva, perché ci si avvicina a Ferragosto, il momento in cui l'Italia si ridentifica nel famoso pranzo di Ferragosto, il famoso film di cui non ricordo mai, forse di Ettore Scola, ecco, quindi tutte queste Italietta che oggi viene recuperata anche in moltissime pagine Facebook di nostalgia con foto bianco-nero, bar con frigorifero del gelato Algida e il telefono a gettone appeso, quello col pulsante rosso per la restituzione del gettone.
quindi sono tutte immagini che oggi rimpiangiamo. In realtà non stavamo tanto meglio, perché non stavamo meglio quando stavamo peggio, come diceva Craxi, ma si stava certamente in un'Italia meno, più ingenua, più se stessa, dove l'individuo poteva, lavorando e sacrificandosi, ottenere delle soddisfazioni, trascorrere la vacanza con la sua famiglia. Addirittura Torino chiudeva per un mese dal 1° al 30 agosto, la città fabbrica, la Detroit, come si è oggi quasi ridotto, come si sta riducendo la città della Volkswagen a Wolfsburg in Germania, una città ricchissima costruita a misura di auto, che adesso fa i conti e si lecca le ferite, se le leccherà le ferite. Io direi che a questo punto la calamina ha fatto il suo percorso, il suo dovere, bagno il viso, visto il caldo, e comincia a preparare la rasatura di domenica 9 agosto. Alcuni punti sulla nostra lavagna che cerchiamo in fase di stesa. Ecco, vedete, quando il pelo è lungo, chiaramente si vede in sottoimpressione il pelo, l'irsuto pelo, e non si riesce proprio a montare come si vorrebbe. In realtà ce l'ho più nelle mani che altrove, nel dito, vedete, il dito nel ciuffo. Questa è Carlo Peluso, che saluto dal Regno delle Due Sicilie, che mi ha insegnato, nonché il montaggio alla Caccamo, fari della rasatura. Saluto così l'amico Matteo Preda e ringrazio, aspetto a breve il pennello di Scevinlandia, il pennello del gruppo, che ho già preordinato naturalmente, perché si tratta chiaramente di un gesto di amicizia, di vicinanza e anche di curiosità. E quindi così saluto anche l'amico Alex Nurse, saluto Luigi Dal 13, Mirko Falà, e saluto Fulvio, e saluto l'amico Riccardo, saluto Davide, sentito ieri sera che sta cercando un po' disperatamente dell'acqua Velva, che non si trova più. Io l'ho trovato da Barba e Baffi qua a Viareggio, dalla Coma SRL, che vende prodotti online non lontano da me, e poi non si è più trovato. E quindi se qualcuno sa dove trovare l'acqua Velva 100 Years, quello col il flacone in plastica quasi romboidale, me lo faccia sapere. Se uno ne ha in casa uno che non sa non sa cosa farsene, magari si può acquistare anche usato, piuttosto che acquistarlo pagando la dogana negli Stati Uniti, dove credo che costi $3 o forse 4. Bene, questo sapone è ottimo come tutti i prodotti fabbricati da Chen Fuxing Torino. Bene. E mentre la gola è quella che ha più bisogno di essere massaggiata dalla carezza del tasso, io direi che ci possiamo quasi appropinquare e partire con la rasatura. Alle mie spalle avete un quadro che ricorda, un epitaffio in alto a destra che ricorda i 90 anni, morto oggi, Massimiliano Cencelli, politico democristiano che inventò il famoso manuale Cencelli, quello con il quale si spartivano a livello di partito le cariche, gli incarichi, i sottogoverni, e la politica è andata avanti decenni grazie a questo sistema di divisione del potere, che però sapeva di ingenuità anche lì di un partito che poi divenne potentissimo come la Democrazia Cristiana. Ho letto anche un pezzo, un coccodrillo su Emilio Colombo, che rispetto a Rumor, che ha governato 5 volte, lui è stata una figura importantissima ma di livello molto low profile. Quindi vengono fuori dal passato le nostalgie anche per i vecchi partiti, addirittura per i vecchi democristiani, figuratevi voi. Questo è il pennello e il Fatip storto. Moda Natura, tortile, sinistrorsa, come vedete, con alla fine un piccolo cerchio più piccolo, uno spazio, un cerchio più grande che permette la presa. Vedete che è inclinato per seguire le onde del viso. Cosa ne pensate dei rasoi slant? Hanno veramente una funzione? Io sinceramente non l'ho mai capita. Questo è un Fatip con delle dentature, che sono questi due pioli molto visivi, tipico di questa casa italiana. Andiamo ad aprire i soliti 3 pezzi e andiamo ad accomodare la lama, e manco a dirlo, sarà, guarda caso, una lama Fatip con queste righe, molto pigiamino, ecco, vedete qua, e queste sono le lame adatte a questo tipo di rasoio. Questa confezione ne contiene credo 10 a giudicare dal peso. Ecco, se volete in descrizione, se amate le confezioni, io vi posso far vedere sul retro tutto ciò che è indicato, e andiamo ad aprire, a pescarne una. Eccola qua, una lama in una confezione doppia, punto de cola, ecco, leggermente brunito, ecco, forse si nota, lo vedete, color marroncino,
c'è stato sicuramente doppia busta, scusate, il refuso. Questa è la prima, dove si vede chiaramente la chiusura con l'hot melt, vedete il punto decolla. Anche qua in trasparenza vedo delle cose che mi inducono al godimento, perché sentire lo stacco della carta che si separa mi ricorda molto le strisce di gomma americana, la gomma del ponte, sentite, tac, piccolino, non è udibile ma io l'ho sentito in mano. Questa è una lama con le iscrizioni, vedete la colla si vede chiaramente, per qualcuno è una cosa odiosa vedere quei puntini sull'acciaio inox, invece io, se riuscite a vederli, li prendo come un segno di distinzione. Quando non ce n'è troppa, come in questo caso, vedete c'è addirittura un refuso. Gran consumatore di hot melt, i produttori delle lamette fatti, andiamo a fissare, a mettere, diciamo, con questo movimento non proprio sicuro, tenendo il rasoio di qui, sempre meglio evitare, sempre meglio chiaramente tenerlo dai lati, e andiamo a fissare con il manico, così vi posso presentare l'esposizione delle lame del Fatih Ushtuort, eccolo qua, così potete forse vedere in trasparenza la mia mano, la vedete dall'altra parte così vedete quanto è esposto. Non è un rasoio cattivo e non è sulla falsariga del Fatih Gentile. Andiamo a raderci bene l'attacco, dolce, dolce, molto dolce. Sentite come scorre? La dolcezza non è segno di non taglio, naturalmente. Siamo abituati a cercare sempre, io perlomeno, ancora ingenuamente dopo tanti anni, giro. Il rumore come conferma della rasatura in atto nella sua profondità. E vi posso dire che il primo passaggio che sto compiendo è soddisfacente. Mento Radio Clodia da Venezia, naturalmente, sottomarina, cittadina del nord-est, con Mi fa stare bene, Biagione Antonacci. Francesco Guccini, scomparso a 86 anni, mercoledì, giovedì mattina, sì, non ascoltava più la musica, forse in macchina ogni tanto, molte le interviste, prime pagine dei quotidiani, non solo quelli di sinistra, a cui, diciamo, apparteneva politicamente Guccini, sbagliando in maniera profonda, perché Francesco Guccini è stato un grande socialdemocratico, mitizzato anche dagli avversari, al di là di Andrea Scanzi, che non era un avversario, che teneramente l'ha intervistato, Diego Bianchi, che era certamente un amico, è andato a Pavana, sull'Appennino pistoiese, dove il nonno paterno si era trasferito dopo la guerra, dove era sfollato, e dove il cantautore viveva da ormai 20 anni, credo, ma soprattutto Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, che ha detto che lei, innamorata delle canzoni di Guccini, le cantava di continuo. Non c'è da stupirsi, beh, la Meloni prende qualunque tipo di aspetto della cronaca per farlo suo, e quindi collocare, nonostante uno non se lo aspetti, perché è stata sbeffeggiata, sono stati tirati molti veleni non si dice, ma insomma molta acidità da Guccini verso Meloni, ma non soltanto chiaramente da parte sua come uomo di sinistra, in realtà era un mite reazionario. Questa forse è la migliore delle descrizioni. Intanto io ho fatto il primo passaggio, quindi vado a prepararmi al secondo. Tempus fugit. E allora recuperiamo il nostro pennello, eccolo qua, lo vedete, tutto ricoperto di bianchissima crema P671. L'unica cosa è guardarsi allo specchio, l'unica cosa dice, no? Non c'è che da guardarsi allo specchio, questo è il claim pubblicitario che viene messo sui, vedete in basso, i coperchi del prodotto di Anonymous. Molto bene. Secondo passaggio, la scorrevolezza del tasso va in questo momento a sposare un'autostrada, un viso già rasato, un viso che è pronto per il secondo passaggio necessario, e noi continuiamo a pescare, perché è bello che il secondo passaggio non sia un secondo passaggio e sia seconda di importanza, ma è importante almeno, se non di più del primo, perché presuppone il contropelo
E quindi, oltre alla mitizzazione del bardo di Pavana, abbiamo Ranucci in bilico, report, vogliono farlo fuori, vogliono sostituirlo. Si sono fatti alcuni nomi, non è ancora chiaro chi potrà prendere il posto questo fustigatore dei costumi, che peraltro pare abbia fatto, secondo alcuni giornali di destra, alcuni regalini, non solo ad amanti suo, di non so chi, ma insomma, un po' di fango nel ventilatore. Report lo sta subendo, ma è chiaro, con le sue inchieste è difficile sarebbe stato difficile l'avessero lasciato continuare a lavorare. Poi abbiamo Carmelo Burgio, candidato sindaco a Milano del Futuro Nazionale del generale Vannacci. Ieri alla Versiliana, gente in piedi per ascoltare il generalissimo. Lui dice che quest'uomo sa come risolvere il problema del bosco di Rogoredo, dove sapete Carmelo Cinturino sembrava come lui, Carmine Cinturino, insomma, aveva sparato a uno spacciatore, gli era partito un colpo, invece gli ha proprio tirato addosso. Quindi un militare che ha fatto missioni in Albania, in Afghanistan, è stata anche nella guardia personale, credo, di Cossiga, 69 anni, di origine romana. Quindi Futuro Nazionale che avete visto un po' scomparso dai media proprio perché marginalizzato dal mainstream, che chiaramente, essendo filo governativo, patisce la figura dell'ex generale come concorrente, senza il quale peraltro la destra non vincerà mai. Vannacci ieri ha detto: nessuno mi ha proposto alleanze. Orgogliosamente il campo largo continua a litigare con Giuseppe Conte, che minimizza, oltre alla minaccia russa come ha fatto a Napoli 3 settimane fa quando è stato, facendo una figura barbina, anche nei confronti di Elly, che vediamo preoccupata, sicuramente senza tante parole. La vediamo qui assisa mentre seduta sul water legge i suoi sondaggi, cerco di non farla cadere se no mi si spacca, eccolo qua, e mentre mi faccio il contropelo chiedete a Elly cosa ne pensa, se ha un programma, se ha qualche idea, di non rimanere nel vago. Bacchettata oggi sul Fatto Quotidiano di Antonio Padellaro, lettera del direttore dell'edizione online del Fatto, sulla vaghezza in cui il centro-sinistra oggi si ritrova, senza la capacità di puntualizzare. Magari un candidato lo troveranno da votare, perché è chiaro che lo faranno. Io nel frattempo ho concluso il secondo passaggio di contropelo in maniera quasi automatica, silenziosa, parlando d'altro. Ecco che si può fare la barba senza concentrarsi. Saluto così l'amico Ivan Bargiu, saluto Alessio Herrera, naturalmente tutto il parterre di amici, saluto Angelo Vetere e saluto Montefeltro, Veccheving e Gentleman Style, tutti i canali che mi ospitano, io ne sono veramente grato, così come saluto Cristiano di Arbor Vitae. Springtime a Roma, il centro sociale romano, si è cercato di farlo acquistare dal Comune di Roma per recuperare anche un po' il decoro in un quartiere in cui la gente, un po' tipo la Scatasuna a Torino, ha un po' le tasche piene, di vedere gli anarchici o gente senza dimora, senza tetto, che bivacca in uno stabile in città, all'Esquilino, sempre dietro la stazione termica, che quello è il punto, dove a poche strade c'è in via Napoleone III Casa Pound, quel famoso immobile occupato che però nessuno ha ancora voluto sgomberare, Piantedosi, che aveva detto che dopo a Scatasuna sarebbe stato il momento di farlo anche alla destra, quindi a Casa Pound. Adesso invece vogliono sgomberare questo, ma Casa Pound continua a stare lì, crede non pagare le bollette della luce perché le paga il comune di Roma. E quindi il killer del ciclista, 73 anni, a Coassolo, nel torinese, un uomo litigato con 6 o 7 ciclisti, dopodiché uno l'ha mandato a fare in culo, ha fatto non so che cosa, lui è inchiodato, è tornato indietro, ne ha stesi 4, e poi uno l'ha inseguito per prendere la targa e ha cercato di ammazzare pure lui. Padre di famiglia, imprenditore, un uomo conosciuto, quindi molto bene, complimenti alla follia di questo caldo che evidentemente porta addirittura a far rischiare di diventare criminali dei poveri coglioni che vanno in giro la domenica, che chiaramente sono quelli in macchina, non chiaramente quelli in bicicletta, mentre Sanchez abbia litigato con Meloni, la quale ha sospeso l'accordo di Schengen con la Spagna. Lui ha detto: bene, allora se voi sospendete Schengen, anch'io i vostri turisti che vengono in Spagna ve li controllo uno per uno. Così sta succedendo con delle lungaggini burocratiche, le file agli aeroporti, insomma,
Salvini ha detto che è un bambino Sanchez, insomma, mentre la sinistra lo difende chiaramente, perché è l'unico baluardo in Europa che ha detto no a Donald Trump. Turchia, Pakistan e Saudi Arabia stanno costruendo un patto difensivo per salvare l'area in cui loro vivono, lavorano e prosperano contro le follie, le mattane che sono ancora in corso per Hormuz fra Iran e Stati Uniti. Mentre Salvini è il suo ponte, fa il ministro dei trasporti e vuole proporre la patente di guida a 17 anni. E poi, in merito ai limiti di velocità, vuole proporre che ogni chilometro che viene infranto in più, che si sfora rispetto al limite, si deve pagare 10 euro di multa. Cioè, se voi andate ai 101 pagate 10 euro, se andate ai 110 pagate 130, bene, se andate a 131 pagate 10 euro, se andate a 140 pagate 100 euro, mentre per i limiti più bassi dei 30-50 in città soltanto 5 euro a chilometro sforato, mentre si scopre che il reddito di cittadinanza del signor Conte, il signore con la pochette che arriva, oltretutto riferito in commissione Covid sulle mascherine soltanto l'altro giorno dopo aver fatto aspettare la commissione per un bel po', ha fatto spendere 34 miliardi nostri per il reddito di cittadinanza soltanto nel 2020-21 in un anno, che equivale al 6% del PIL italiano. Tanto io vado a bagnare per fare il terzo passaggio, perché qua bisogna andare avanti senza troppa polemica. Chiaramente riprendiamo in mano il nostro pennello e a questo punto siamo veramente alla... come si vede, il montaggio di cortesia. Ho letto l'altro giorno un bel pennellino di un amico di qualche canale che non ricordo, parlava di montaggio di cortesia, bello. Questo invece è il passaggio di cortesia, ma mi faccia la cortesia, mi dia un passaggio. Ecco, questo è quanto. Radio Clodio intanto continua nella sua programmazione, spesso ci sono in queste radio italiane degli inserti pubblicitari molto teneri, carrozzerie, lavanderie, pasticcerie, che acquistano sulla radio degli spazi pubblicitari per far parlare di loro. Chiaramente io che vivo a Cecina in provincia di Livorno non andrò mai a comprare le bignole a Sottomarina, però è chiaro che essendo tutto globale, vi capitasse di passare di lì, sappiate che Radio Clodia vi dà dei consigli per gli acquisti. Bene, per il resto so che il governo ha bacchettato Striscia perché sono stati utilizzati alcuni video tratti dai telegiornali di Enrico Mentana sulla 7, quindi qua non si può fare più niente, tutto un divieto, vabbè, veramente delle iniziative che lasciano il tempo che trovano, un problema gigantesco energetico in cui stiamo consumando delle quantità pazzesche. Adesso per fortuna le aziende chiuse per ferie, almeno queste 2 settimane anch'io sarò a casa, perché le aziende rallentano la loro produzione, alcune hanno proprio chiuso, l'azienda per cui lavoro non chiude mai, però insomma questo garantirà un po' di risparmio alla bolletta energetica nazionale, tenuta sott'occhio dal solito Davide Tabarelli, che ormai è uno per tutte le stagioni, che da quando ci sono le crisi energetiche globali dice la sua almeno 2 o 3 volte a settimana. Altro non avrei, io vi ringrazio per il momento di questa parte e andiamo a fare l'obliquo. Molto bene il Fatti Gentile, torniamo alla nostra rassatura, non rade più niente, cioè non c'è più niente, quasi avessi tolto la lama. Ecco, qua si ode. Il passaggio del rasoio, giriamo, direi ottimo. Mi è piaciuto particolarmente questo Fatip storto quest'oggi. Sapete che io i Fatip, per queste righe che lasciano, vedete i colpi di rastrello, perché Alex mi ha insegnato a usarlo, lo dico sempre, bisogna trovare la giusta inclinazione. Non lo amo perché amo la pulizia e la precisione. Mi vorrei un passaggio omogeneo, ma devo dire che è sempre un bel radere. Si vede, io faccio anche delle curve, non è tutto obliquo, poi bisogna cercarsi le rose nel viso. Ognuno ha la sua barba, chiaramente, e domenica che barba, si chiama così per quelle, che barba. Oggi continuerò a leggere il mio pomeriggio, lo passerò in questi e anche questi giorni di festa a casa. Come di consueto, andiamo subito a sciacquare il viso, cercando la freschezza in un'acqua che fresca chiaramente non è. E andiamo a chiappare l'asciugamano color zabaglione, ovvero color Brasile, andiamo a tamponare il viso lasciandolo chiaramente un po' umido. Spero di essere visibile, sì, bene.
questo ciuffo sbarazzino, in effetti forse un po' troppo sbarazzino, voi come trovate? Vabbè, chiaramente non è che a questa età si possa pretendere di avere i capelli belli rigidi, come i peli di un pennello nuovo, belli tesi, i capelli si ammosciano, si diradano, diventano fiacchi. Allora andiamo a dare una breve occhiata al foglio, chiaramente nella sua rassegna, nella mia rassegna dell'edizione weekend, che è uscito ieri, chiaramente anche per oggi. Partiamo dall'inserto continuo, questa è la 7ª puntata, se avete acquistato il foglio in edicola in questi giorni, di L'Odissea, vedete, ok? Questo è un affranto Ulisse che ha come unico sogno erotico di andare a riabbracciare la moglie. Odisseo, mosso dalla forza erotica, questo è l'uomo che io amo, dice Matteo Nucci, che perché ogni puntata viene anticipata da un fascione di un giornalista, in questo caso è Matteo Nucci. Questo è, come vi ho detto, il libro 7º. Poi abbiamo a copertina, che chiudeva la prima del foglio, scritto all'interno della icona un lungo calendario, perché qua ci si premura, lo sapete che Claudio Cerasa, il giornale, difende molto l'Ucraina, il pericolo russo, la minaccia russa all'Europa, spiegata, e soprattutto difende gli interessi dell'Europa, insomma fa presente quali sono i rischi, spiegata a chi non la vuole capire, perché c'è gente che pensa che Putin stia scherzando. Io vi invito a leggere, a parte questa cronologia che parte dal 22 gennaio del 2026, quindi sono tutti eventi, date di quello che è accaduto, ne piene anche retro, vedete, qua, e va a finire direttamente al 5 agosto 2026, quindi sono 2 pagine intere di eventi che vi fanno capire che è meglio stare attenti, mentre all'interno l'intelligenza artificiale nel paginone centrale che potete appendere in camera di vostro figlio, se volete, o anche nel bagno di casa vostra, ci spiega la guerra non convenzionale di Putin contro l'Europa, basi nucleari, aeroporti, porti e navi fantasma. Così la Russia studia le nostre difese senza dichiarare guerra. Il dossier dell'International Institute for Strategic Studies, scritto IISS. Questo l'ha scritto l'intelligenza artificiale, ve lo faccio vedere. Quindi un articolo scritto anche bene, vi invito a leggere tutto quello che questi signori vedono dall'alto attraverso i loro droni. Scusate, mi si è spenta la luce, abbiate pazienza. E giunti così, proseguiamo, era Putin che mi ha spento probabilmente la luce, la corrente elettrica, in realtà no, è il mio illuminatore che ha ceduto sotto il peso, forse degli alti consumi dell'energia in Italia. Bene, le cartoline di Putin all'Europa, qua per l'appunto Claudio Cerasa con la sua ciliegina ineffabile, il disinteresse per il drone dell'Ipsia, avete ricordato che è stato trovato accanto a un aereo russo, un drone all'aeroporto nella città della ex Germania orientale, una grande rimozione, negare la minaccia russa per giustificare il pacifismo in formato bandiera bianca. All'inizio, a parte la capriola Knox, dove si parla che il film che Amanda Knox sta portando in giro a Edimburgo in un festival è un qualcosa che la famiglia chiaramente di Meredith, uccisa a Perugia, ve lo ricordate, ormai 20 anni fa, non mi ricordo, nel 2007, 20 anni fa, guarda, 19 anni fa, contro lo show di Amanda, ma se sotto accusa fosse la nostra giustizia, perché Amanda, si fa una sorta anche di teatro abbastanza divertente, cosa che non è divertente per niente, visti i fatti che hanno legato Amanda Knox, l'americanina, alla povera altra sua amica americana uccisa. È un atto d'accusa contro la giustizia italiana che si è permessa, visto che agli americani non piace tanto lo sputtanamento sui giornali, e soprattutto a nessuno piace, ma in Italia ce ne sbattiamo le balle, non è stato tanto gradito, quindi sotto accusa è il nostro sistema giudiziario. Un'estate di celluloide, qui Andrea Minus che va al cinema a prendere il fresco, vedete immagini di un vecchio cinema, si dice che non si va più, che si è tornati ad andare al cinema in agosto, scusate, spiagge vuote, cinema pieni, l'Odissea, quella di Christopher Nolan, fa la sua parte, ma è l'aria condizionata la vera attrazione. Quindi fu lo squalo nell'estate del 75 a cambiare le logiche di distribuzione, un film fatto letteralmente per svuotare le spiagge. In realtà chi andava al cinema ad agosto? Adesso sono le file, ci andava nessuno, i cinema chiudevano con le scuole a giugno, riaprivano forse a metà settembre, e queste scatole di cemento, questi cinema multiplex oggi che sono oasi di fresco, e anche a Roma soprattutto per l'appunto Gualtieri li utilizza per salvare i romani dalle ustioni, sono state considerate scatole di cemento dai registi
e dagli intellettuali che volevano tenerli fuori dalle città, ma oggi sono diventate rifugi climatico-culturali. Quindi bene, il cinema come frigorifero, come panacea, quindi pagate 10 euro e state al fresco 2 ore, anzi quello di insieme state al fresco anche 3, non andate a vedere i corti, se no vi viene a costare troppo. Fra missili e sushi, qua vedete il presidente Takaichi, il presidente eletto l'8 febbraio scorso in Giappone, che si fa salvare la sua moneta, lo yen, dagli Stati Uniti. Takaichi accetta l'aiutino americano sullo yen, ma sa che avrà un prezzo, i conti giapponesi è la prova della nuova sicurezza. E quindi il segretario del tesoro Scott Bessent, americano naturalmente, ha detto martedì scorso alla CNBC che uno yen stabile non è importante solo per gli USA, ma è fondamentale per l'intera regione. Poi ne parla anche Bini Smaghi al fondo del perché l'America, con un gesto di generosità, non c'è nessuna generosità da parte di Trump, verrà salvato per l'appunto, per evitare che poi, vendendo yen, che il Giappone sapete detiene una bella parte del debito americano, gli americani poi siano costretti a pagare se questi vendono e vanno anche loro in difficoltà. Bene, andiamo avanti, veloci, il tempo è sempre tiranno. Odiata Big Tech, questo nel pezzo di Giulio Silvano, questo in America, proteste da destra e da sinistra, nessuno vuole i data center, nessuno vuole il consumo dell'acqua necessario per raffreddarli, e dopo le vicende della Groenlandia che volevano far diventare una terra piena di data center, nessuno vuole i data center a casa propria, e così tra repubblicani e democratici ci si incolpa di avere votato le leggi per permetterne la costruzione. È una crociata bipartisan. Tuttavia si dice l'America è uno stato cristiano, ripete il conservatore Josh Hawley, e cosa c'è di più anticristiano di quei tecno-entusiasti di San Francisco? Quindi qua la buttano sul religioso. E James Talarico, giovane Dem candidato in Texas, parla di algoritmi predatori, ma dice anche che l'intelligenza artificiale deve lavorare per noi, quindi sono un po' indecisi anche loro sul da farsi. In questa pagina la città della Volkswagen, vedete Wolfsburg, dalla rinascita tedesca alla sindrome di Detroit, ve ne ho parlato prima, e Paolo Valentino che ne parla, il peccato originale della nascita di Wolfsburg, fondata dai nazionalsocialisti, cioè dai nazisti nel 1938, non le ha impedito di reinventarsi. La lungimiranza degli inglesi che occupavano questa parte di Germania dopo la guerra non smantellarono l'impianto di Volkswagen, che ha investito moltissimo nella sua identità, ma che adesso dovrà, a fronte dei 100.000 esuberi entro la fine dell'anno 2026, fare i conti con delle situazioni non facili per chi lavorava. Quasi la metà degli abitanti di Wolfsburg lavora nella Volkswagen in tutto quello che è il suo indotto, non solo Vannacci, il paginone erotizzante di Stefano Cingolani, generali d'Italia, belle storie, imprese, eroi e velleità. Da Miceli Vito a De Lorenzo, tutte le contraddizioni dell'Italia si riflettono nei generali che indossarono le barbe finte, avrebbe detto Cossiga. Qua vedete il generale Vannacci, la mia patria è un'idea, futuro nazionale, ne abbiamo parlato prima. I carabinieri, i generali sono stati messi in diversi governi come sottosegretari, anche come ministri della difesa, quindi ogni tanto tornano le stellette in politica, e qua si va a approfondire il rapporto, per l'appunto, fra l'arma e la rappresentanza. L'ultima estate di Pollock, io non sapevo manco chi fosse, Jackson Pollock, questo signore con la maglietta, un pennello in mano, una sua opera d'arte da Christie's che si chiamava Number 7A del 1948 è stata venduta a 181 milioni di dollari, un pittore straordinario. Qua ne parla l'esperto di America Marco Bardazzi. E c'è questa immagine, tarda mattina dell'11 agosto del 56, un sabato, siamo a Springs negli Hamptons, la punta più estrema di Long Island, luogo di vacanze per newyorkesi benestanti ed enclave di artisti a 2 ore e mezzo d'auto dai grattacieli di Manhattan. Jackson Pollock seduto su un grande masso di granito nel prato di casa, maglietta da marinaio, barba incolta, pantaloni trasandati, la schiena curva, un sorriso forzato stampato sul volto, gonfio da alcolizzato. Seduta sulle sue gambe c'è l'amante Ruth Kligman in costume da bagno, lei avvinghiata al suo braccio sinistro in un gesto di possesso, con la gamba destra allungata sul grembo di Jackson. Lui le afferra con entrambe le mani la coscia nuda,
Dunque lui ha 44 anni, lei 26, si conoscono e si amano da 4 mesi, con loro c'è Edith Metzger, un'amica di Ruth, che scatta la foto, dopodiché l'immagine drammatica è l'ultima che si ha di Pollock in esistenza, e poche ore dopo, quando i tre saranno ritrovati accanto ai rottami del Oldsmobile 88 decapottabile del pittore, rovesciate in un fossato lungo la Springs Fireplace Road, non lontano dalla casa. Jackson e Edith sono morti, Ruth è ferita gravemente, quindi è rimasta ferita la sua amante Rug Kligman. L'incidente fu l'epilogo di un'estate di follia, alcol e solitudine. Ruth Kligman per l'appunto sopravvisse ed ebbe una lunga vita sognata dal fantasma di Pollock, segnata dal fantasma di Pollock. Bella questa storia americana, questo è il gatto Cicova. Sapete che Burnham, il nuovo premier inglese, non può portare il cane a Downing Street perché c'è il gatto che è un padrone di casa da tanto tempo, ce l'hanno avuto diversi primi ministri, quindi Maurizio Stefanini ironizza, e quindi secoli di venerazione e potere felino. Per chi ama i gatti è interessante. Carola Vai, che ha scritto Gatti di Stato e altri libri, la moglie del mio amico Piercarlo Sommi, potrebbe leggere questo articolo con grande soddisfazione e trarrebbe anche qualche spunto per un suo nuovo libro. La Franca Bonetti, quell'ex, la vedete sulla spalla destra del foglio, ex ministra del governo Renzi alle pari opportunità e contro la legge elettorale che favorisce le preferenze, perché è convinta che questo ucciderà le quote rosa e la rappresentanza femminile nelle aule parlamentari. Andate a leggere il pezzo, ve lo risparmio. Così come l'intervento sullo yen, vi ho promesso Bini Smaghi, Washington sostiene la valuta giapponese vendendo euro e senza avvisare l'Europa. Sempre qua l'uccellaccio Bini Smaghi nella spalla destra, pagina 15 del foglio, che ci dice l'ultimo intervento sullo yen che risale al 1998 era stato condotto nell'ambito del G7. La novità è rilevante: gli interventi sul mercato dei cambi incidono non solo sui rapporti fra le monete direttamente coinvolte, in questo caso il dollaro e lo yen, ma anche sulle altre, a cominciare dall'euro. La motivazione ufficiale è che il tasso di cambio dello yen era troppo instabile e si rischiava un crollo della valuta. I dati mostrano tuttavia che la volatilità della moneta giapponese non era maggiore di altre. Quanto al deprezzamento dello yen in atto da mesi, esso dipende in larga parte dal differenziale tra i tassi di interesse a breve termine americani, poco sotto il 4%, e quelli giapponesi fermi all'1%. Bene, in conclusione abbiamo le autoscuole protette. Qua il decreto Salvini vuole rinnovare il settore molto importante, tutti abbiamo preso la patente, abbiamo pagato caro e salato le autoscuole per mandare i nostri figli a guidare, a poter guidare le automobili. In pratica non vogliono, ci sono problemi, perché oltre che i taxi agli stabilimenti balneari c'è un'altra categoria molto protetta. Chi vuole aprire un'autoscuola deve disporre di costosi mezzi pesanti, perché se fate anche le patenti CQC per i mezzi pesanti, gli autoarticolati, che sono 2 patenti su 50, dovete avere anche il camion pronto in autoscuola per fare le guide. Capite? Quindi voi immaginate comparsi un autotreno, una motrice con un rimorchio, perché poi devi essere capace a guidare questi mostri da 18 metri. Quindi il 4 giugno in aula il ministro Matteo Salvini, sempre lui, quello del ponte, ha per il momento difeso l'impianto attuale, cioè delle attuali autoscuole così come sono organizzate, nonostante abbia riconosciuto l'esigenza di innovare il mercato. Eppure in un settore da oltre 2 milioni di prove d'esame l'anno, pensate quanti richiedono la patente e quanti sono in giro che la patente la prendono proprio per grazia di Dio, da cui delle cose che vediamo per le strade allucinanti, 2 milioni, l'anno una funzione economica e sociale cruciale per i cittadini. Questi vincoli sono soltanto un ostacolo alla funzione stessa delle autoscuole, quindi non vogliono renderle online, non possono semplificare, non possono permettersi di vendere i loro servizi senza dover avere in presenza tutto un apparato, tutto un paludamento di mezzi e strumenti. C'è tutta una storia di come è stata normato il mondo delle autoscuole. L'antitrust ha anche segnalato l'obbligo nel 2010, ancora nel 2013, difendendo una barriera all'accesso al mercato non giustificata dal perseguimento dalla tutela di rilevanti interessi pubblici. Ora, questo illuminatore è praticamente in coma, allora prima che mi molli definitivamente, approfitto di questa poca luce, un po' crepuscolare, che mi sta assistendo per fare il gesto più bello, più fresco con il Floyd. Eccolo qua, l'amico Tiziano Goller da Trento, che saluto, in una aspersione
senza risparmiare nulla, andiamo a rinfrescare il viso per approfittare e per appropinquarci soprattutto a una domenica fresca insieme ai vostri amici al mare, sul tardi magari, e ringraziandovi ancora per la vostra attenzione che avete dimostrato, che continuate anche seguendomi non in rasatura ma nelle mie pillole su Instagram, Facebook e TikTok del Provinciale. Io vi auguro una buona domenica da Andrea e da Domenica. Che barba! Ciao!